Di Pietro, di praticamente il meglio di Pietro, fidati di me. Antonio Di Pietro, fondatore dell'Italia dei Valori. Signor Di Pietro, buongiorno. Non ho capito, hai detto fondatore o affondatore? No, fondatore e affondatore. fondatore. Guarda, Lui è l'Italia dei Valori, sì. che fondatore, lui è il grande, Però- come si chiamano quelli dell'Italia dei Valori? Italia dei Valori. gli amici mi chiamano Silvio. Ma... Silvio. Sì. Ma in una fattoria, ia, quali bestie credi siano, ia, Beppe Grillo, poi Renzi e Berlusconi. Nell'ordine. Che Grillo, Renzi e Berlusconi, sì, che animali possono essere? Grillo, non dire Grillo, No, no. Grillo, ma tutto è meno che un grillo. Grillo. Che animale è? Che animale è? Che le verni sono curiose, le nostre verni. Per la miseria, questa mi ha beccato in contropiede. Quindi Berlusconi mi viene in mente, chissà perché mi viene in mente l'avvoltoio. Ma L'avvoltoio. Ma non è che c'è nelle fattorie l'avvoltoio. No, Che c'entra? Ci sono fattorie speciali. Renzi invece mi viene in mente sempre Ciò. un serpente che non ancora riesco a prendere e mi frega sempre le uova. Che serpente Lo è? capisci? Il serpente viene nel pollaio, ti frega, ma È un quella è la bellissimo volpe. serpente. Ma che serpente è? No, le uovette piccole. Una biscia? No, certo, che vuoi che sia, un biscione. La biscia, sì, la Siccome biscia. io ho preso un impegno, No, io ho boa, preso un mica c'è il boa. io ho preso un impegno con mia figlia, sì. che tutto ciò che è nella fattoria niente viene uciso. Neanche il serpente. Neanche il serpente. Ma una volta Deve uccideva vivere, tutti. deve vivere, non li uccidevo E io, quindi che abbi cosa pazienza. facciamo? Una E biscia. quindi voglio dire, Renzi è quello che frega le uova degli io ho altri. fatto l'uovo, lui ha fatto si è fregata La gallina. E invece Beppe Grillo che animale è, signor Di Pietro? Beppe Grillo vola, come mi ricorda tanto quel... Chi? Io c'ho un uccello particolare. No, vabbè, adesso... Ma tipo... quello che vola. Doppa vola, capisci a me? No, ma come ruba vola? Non ho capito. Lupavone, Senta, però lei dice che i suoi animali li alleva, li mangia e non ho animali da compagnia e non sono il tipo che se li mette nel letto o gli porta a fare lo shampoo. Ecco, certo, No, andiamo con tempo. Non è che li allevo per mangiare. Io faccio... sono nato in una campagna, Certo. vivo anche in campagna e quindi il contadino se si alleva una gallina o alla fine quando è tempo se lo mangia pure, certo. ma non vuol dire che è un cattivone, No, perché quelli che fanno fanno tanti gli animalisti e poi vanno al supermercato e comprano le fettine, queste fettine dove vengono? Quello è Lupavone. È Lupavone. È Lupavone, certo. Ecco, detto questo però in campagna faccio il contadino vero, non è il quello ciclo della natura. insomma. Ma Lupavone la voleva Presidente della Repubblica? Ma guarda che torno a ripetere, io il Presidente della Repubblica non posso fare per un semplice fatto che sono nato combattente, se uno nasce giocatore non può fare l'arbitro, anche perché poi ultimamente mi pare che sto Presidente della Repubblica... Ma anche lui è nato combattente, Ma che no? come sai, è una supercazzola questa qui. Che combattente è? Che animale sarebbe? No, non possiamo, Eh? non si può fare un paragone col Presidente con un animale. Anche perché a trovarlo è un animale. Lupavone, no, più del Lupavone. No. Il Presidente che animale è? Che potrebbe essere? Ma non c'è sta, è Presidente. È Presidente. Voglio dire, L'aquila presidenziale, no. Ma i senatori, che animali sono? I senatori, che animali sono? I senatori sono come i deputati, quelli che campano con l'articolo 68, mi pare, che vogliono campare ancora con l'articolo 68. Quindi che sono Lo spiega a chi ci sta a ascoltare, l'articolo 68 non è 69, è un numero in meno, ma sempre immunità. Ma che bella battuta questa qui, ma che i senatori che sono delle sanguisughe, quindi, che sono? No, sono il gruppo lavoristico, la nuova riforma Renzi. Ma te Amattei. ti rendi conto che tu già c'è stata tanta gente che non va a lavorare e invece va a giocare, tu adesso prendi i sindaci, prendi i consiglieri regionali e gli fai fare il fine settimana a Roma a fare che cosa? A fare guadagno su un po' di immunità, perché sennò che come fanno? Possono fare meglio i sindaci e meno i consiglieri regionali a rubare. Tu sei un forcaiolo, quindi l'immunità non ti piace?
Tu sei forcaiolo. L'immunità non mi piace perché l'immunità sa di pane e muffa. Pane e muffa. Senta, ma non è che diventa renziano anche lei, signor Di Pietro? Abbi pazienza, No, è nato perché prima diventa- Di Pietro che Renzi, Ma con sì, tutto ma il rispetto, ma a te. Ma che c'entra quello? Diventano tutti renziani, prima o No, poi. no, non ti fa fregare tu. Senta. Che, il ciclo, voglio dire, ogni vita ha il suo Il ciclo. ciclo. Fra Ogni poco ciclo ha vedrai anche la quando sua gente... vita. Sì, sì. Anche ogni ciclo ha la sua vita. C'è anche il doppio, il biciclo. Purtroppo ci sta pure poi c'è Senta, sta lui che per esempio ne ha fatti due. parliamo di cose serie. Tra ormai 3 ore e un quarto c'è Italia e Uruguay. Dobbiamo vincere o pareggiare per andare avanti. Se la senti di dare un supporto alla squadra e dire Forza Italia? Signor Di Perché Pietro? no? Voglio dire, l'ho sempre detto Forza Italia io. Ma No, lo dica bene, no, proprio... Allora, Oh. quella Italia vera, Forza Silvio, non te lo dirò mai. No, ma vabbè, ma- Forza Italia noi deve vogliamo dire che tu Di dica Pietro, Forza proprio- Italia. proprio- Ma evviva l'Italia, ma No, perché no, voglio no, dire, no, ma no, non scusi, vado a no, fregare a no, me. ma no, capito, Perché non sai ho quante capito. persone io ho fatto? Ma sai quante persone io ho detto spiegami le cose come stanno e quello mi diceva un'altra cosa. Direttamente. Senta a me, senta a me. Chi si appropriaato? Tu vai allo stadio, sei in curva. Io sono in curva. C'è Forza tutti quanti Italia! che- Evviva Forza l'Italia! Cassano! Evviva l'Italia sicuramente Ma non, sì. non esiste, nessuno mai ha detto Io, evviva guarda, l'Italia. voglio tornare a fare il PM per arrestare qualcuno per essere appropriato indebitamente dell'Italia.